Sono arrivati questa mattina pronti a non aprire i loro banchi. Dopo 2 mesi di chiusura la situazione a Castelfranco è stata questa. Pongo così i banchi di alimentari. Arrabbiati e pronti a non mollare, è scattata così la protesta degli ambulanti che si sono trovati di fronte ad una vera e propria rivoluzione del mercato, bancarella a filo strada che arriverebbero dopo il semaforo. In questo momento noi ci troviamo nella condizione di essere stati spostati e messi in condizione di non lavorare dal comune di Castelfranco Veneto, mascherando la cosa con il fatto che si doveva creare viabilità e sicurezza all'interno del mercato. Ieri sera tra le 5 e le 6 qualcuno ha ricevuto una mappa del mercato nuovo senza sapere nulla di cosa stava succedendo. Una mappa grande così, che non si capiva niente, che diceva domani mattina succederà questo. Sì, che 130 attività stamattina si sono trovate spostate in tutti i modi possibili e immaginabili. Mio posto, abbigliamento. C'è un'altra persona sul mio posto con l'abbigliamento. Io vado da un'altra parte. Dov'è il principio? A me hanno tolto il posto per mettere i tavolini del bar. Io non ho nient'altro da aggiungere. Ce l'hanno proprio tolto per mettere i tavolini del bar e mi hanno messo nel deserto. In altri comuni non è accaduta una cosa simile, ci dicono. Hanno riaperto tutti in maniera normale, hanno dato a disposizione la protezione civile che dà le mascherine, in certi punti hanno fatto le entrate e le uscite, ma il mercato funziona in maniera regolare, i banchi sono tornati nei loro posti regolari senza nessun problema. I furgoni chiusi, gli ambulanti sono decisi a far sentire le ragioni al comune. Hanno una riunione giovedì pomeriggio, ma se le cose non si sistemano noi abbiamo intenzione di non aprire neanche venerdì prossimo a queste condizioni. Spero che gli errori che stanno facendo adesso, per me sono errori, li possano correggere educatamente, perché noi qui oggi siamo buoni, pacifici, venerdì è uguale, martedì non lo so, perché la gente deve mangiare. Gli ambulanti chiedono un confronto con la categoria e con il comune. Questo nuovo piano tuonano penalizza almeno 90 su 110. Non è bastato questa mattina nemmeno un confronto con l'assessore al commercio Marica Galanti.